L'ITS Turismo Veneto Academy si occupa di corsi di hospitality management e di tourism 4.0 con sedi ad Asiago, Jesolo e Bardolino. Il modello di ITS è un modello di grande dinamicità che consente, attraverso un tavolo composto di rappresentanti delle aziende, quindi del mondo del lavoro, e rappresentanti del mondo accademico, di costruire delle figure professionali ben definite in un percorso che specializza in 2 anni dei ragazzi che poi entreranno a far parte degli organici delle aziende. Il corso Hospitality Management è un percorso che riguarda il mondo del turismo a 360 gradi, dalla parte hospitality, quindi accoglienza, alberghiera, extra alberghiera, fino al travel, quindi tutto il mondo dell'intermediazione, dei vettori di tutti i tipi, fino al mondo della destinazione, quindi la gestione della destinazione e la comunicazione della destinazione, con delle unità formative trasversali legate al revenue, legate al budgeting, legate poi alla comunicazione online e offline e a tutta la parte della sicurezza. L'obiettivo che ci eravamo dati nel caso dell'hospitality management, del corso, il primo corso avviato all'ITS Turismo Veneto, è stata una figura legata alla brand reputation e tutto il mondo dei media e dei social media. Questo ha consentito di costruire una figura che sia affiancata alla direzione delle strutture sia ricettive, alberghiere che extra alberghiere, per consentire a queste di avviare un processo di comunicazione competitivo sul mercato, e i tassi di occupazione in uscita dei ragazzi confermano che l'obiettivo è stato centrato, perché i ragazzi ancora prima della fine del corso biennale che fanno riescono ad avere un contratto di lavoro e quindi una promessa di assunzione. Noi abbiamo un tasso di occupazione su una media nazionale ITS del 85-86%, del 96%, quindi i nostri ragazzi vengono assorbiti, a volte addirittura prima di completare il percorso l'azienda ci chiede di tenerli all'interno del suo organico. Questo perché? Perché matchiamo esattamente quelle che sono le richieste del mercato del lavoro con la parte formativa. I nostri docenti sono tutti formatori, sono consulenti, sono professionisti e sono aziende. Questo corso appunto prevede un tot di ore in classe con delle lezioni, degli esami scritti, e nella parte primaverile dell'anno estiva è previsto uno stage e le aziende sono diverse, come appunto prevede il mondo del turismo, possono essere delle agenzie, degli hotel, dei consorzi, sta lì a dipendere anche un po' dal ragazzo se vuole più approcciarsi a un contatto col cliente diretto, per esempio negli hotel, oppure nelle agenzie di viaggio, nei consorzi dove c'è più la parte del web marketing. Ho fatto il percorso di 2 anni, all'interno dei quali abbiamo approfondito le materie della microlingua, ad esempio in tedesco e in inglese della microlingua. Inoltre abbiamo affrontato delle materie ad esempio di marketing territoriale, marketing operativo, che mi hanno introdotto in questo mondo e mi hanno fatto appassionare ancora di più. Il secondo anno ho fatto lo stage all'interno di un hotel e quindi l'anno scorso ho terminato lo stage e adesso sono assunta. Non ho avuto problemi già durante lo stage, mi hanno subito voluto tenere e adesso sto continuando, è già la seconda stagione che sto facendo all'interno dell'hotel. Innanzitutto l'ITS oggi prepara i ragazzi in ambito della digitalizzazione, che è fondamentale. Voi sapete che la portineria e il ricevimento sono uniti e oggi siamo al front office, quindi la necessità di mettere insieme l'informatica alla presenza e alla capacità di gestire il cliente al front office è fondamentale.